Il 2026 del Milazzo si apre con una sfida che vale molto più di 3 punti. Al Marco Salmeri arriva la Nissa, una delle 3 capoliste del girone I di Serie D, distante appena 3 lunghezze. Un vero e proprio banco di prova per i rossoblù, decisi a ripartire forte nel nuovo anno e a confermarsi in zona playoff. L'avvio è da sogno, bastano 4 minuti al Milazzo per far esplodere lo stadio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la Spada è il più rapido di tutti ad avventarsi su un pallone vagante in aria e con un destro secco batte Castelnuovo. Terzo gol in campionato per l'attaccante, classe 2001, e 1-0 immediato per i padroni di casa. Il Milazzo non si accontenta e continua a spingere. Al settimo è ancora la Spada ad avere sul piede la palla del raddoppio, ma la conclusione finisce sul fondo. La Nissa prova a reagire al nono con Provenzano, il cui sinistro viene controllato senza problemi da Quartarone, ma il pallino del gioco resta nelle mani dei rossoblù. L'occasione più grande per il 2-0 arriva al 24esimo. Pipitone lancia Bosetti a tu per tu con il portiere, ma Silvestri si immola sulla linea e salva i suoi. Nella ripresa i padroni di casa provano subito a chiudere i conti. Dall'Oglio lascia partire una conclusione potente dalla distanza che mette in difficoltà Castelnuovo, attento però a respingere. La risposta della Nissa non si fa attendere. Prima Rotulo sfiora il pari con un destro che termina di poco a lato, poi Torrenova ci prova con il mancino deviato, ma Quartarone è pronto e blocca. Al 67esimo il Milazzo sembra trovare il raddoppio con una punizione magistrale di Dall'Oglio, ma il direttore di gara Radovanovic annulla per una irregolarità ravvisata in aria. Un episodio che riaccende le speranze degli ospiti. La Nissa prende coraggio e al 76esimo va ancora vicino al gol con Alagna, il cui destro esce di un soffio. Il pareggio è nell'aria e arriva all'80esimo. Alagna fa da sponda, De Felice è rapidissimo sotto porta e da pochi passi firma l'1-1. Gli ospiti continuano a spingere. 3 minuti dopo troverebbero addirittura il vantaggio con Alagna, ma il gol viene annullato per un fallo in attacco. Nel finale sale la tensione, Kragl impegna Quartarone su punizione, mentre nel recupero è il Milazzo a tentare l'assalto finale. Greco trova la risposta di Castelnuovo di testa, poi Dama in girata manda alto da posizione favorevole. Al triplice fischio e pareggio giusto, una sfida combattuta, intensa e ricca di episodi che lascia aperti i giochi e regala spettacolo fino all'ultimo secondo. Il Milazzo sale a quota 29 in classifica, mentre la Nissa si porta a 32.